Samuele Ciambriello e Giuseppe Ventura, autori di Caro Prof ti scrivo. Com'è nata questa sinergia? Da 4 anni insegno religione, spesso dicevo a Giuseppe, con il quale mi incontravo per parlare di noi, per parlare di iniziative di solidarietà all'interno delle carceri, per ascoltare lui con la sua vita. Guarda, questi ragazzi scrivono, ma io prima o dopo voglio fare un libro su quello che loro scrivono. Poi un giorno ho preso uno scatolone enorme, ho detto incomincia a leggere, leggi di tutte queste cose, fammi capire che pensi, perché li dobbiamo interpretare, li dobbiamo pubblicare, però solo alcuni, ma non i migliori. E insieme facciamo una scaletta di temi e pensa a quello che poteva essere già un tema tuo quando eri piccolo. Ho dovuto puncolare più del previsto, ma poi abbiamo fatto questa cosa. Poi leggendo mi hanno definito condottiero, ma io non mi sento per niente un condottiero, perché leggendo e analizzando quei temi, io ragazzo, quasi loro coetaneo, mi specchiavo nel loro parlo. Allora mi confessavo a me volta Samuele, esponendo i vari problemi che incontravamo nei temi. E Samuele, diciamo, curava ed è uscita un'opera interessante. Voglio invece ringraziare lo Giosi, perché quello che io sto dicendo ci sono le prove. Quando ho parlato con il Rosario Bianco, lui ha detto sì, dice ma poi sarà un'opera grande. Il primo lancio diceva che era un libro di 120-130 pagine. Noi abbiamo voluto fare un piccolo libricino, un compendio, perché non era tanto pubblicare tanti di questi temi, quanto l'importante è aprire un varco, una provocazione, uno stimolo tra i docenti degli istituti e soprattutto i docenti di religione e incontrarci per verificare questo metodo, se andava o non andava. E come dire, abbiamo cercato di mettere in campo un po' il lievito, non una somma, un lievito per far fermentare la pasta, che è il processo educativo in atto anche nel nostro paese. E che significato ha presentare questo libro a Napoli Città Libro? Innanzitutto sono contento, io in età giovanile mi ricordo solo di Galassia Gutenberg, va bene? Poi mi ricordo di tante altre cose. Per quando sono stato politico alla regione abbiamo fatto investimenti importanti, lo voglio dire pubblicamente, ero responsabile della commissione cultura, bisogna investire di più, ma questo non investire su un terreno rispetto a un altro, un teatro rispetto a un altro, un editore rispetto a un altro, altrimenti si fanno le marchette. Qui mi piace che è tornato al centro dell'attenzione una discussione e nel testo io, nella presentazione, ho detto che sono figlio di Don Lorenzo Minani che dice che la cultura è l'8° sacramento. Noi lo diciamo da 2000 anni, voi ci siete arrivati un po' in ritardo, ma va bene così. Grazie.